sveglia stasera, baby, go, go, go. Cosa vogliamo dire a questa ridente cittadina? Intanto le ringrazio, intanto buonasera a tutti e benvenuti qui in Piazza Risorgimento di Dinara e vi volevo invitare a iscrivervi all'Avis. Io vi dicevo appunto che siamo partiti da lontano, dal 1990, ma io quando vengo all'Endinara faccio fatica a rimanere da solo. E lei è la Cristiana! Due zeggio in una stessa sera. Esatto, infatti io non so più che... Aspetta che mi metto in mezzo che resterà nella storia. Due zeggio col cibo. Grazie all'Avis provinciale di Rovigo che abbiamo aperto la convenzione con loro ancora 3 anni fa, il quale Massimo Valiero insomma ci ha accolti a braccia aperte e lo devo sempre ringraziare di cuore perché ha creduto nel progetto subito. Noi l'anno scorso abbiamo fatto incontrare l'Avis alle persone a 600 persone, quindi è un numero grande che va, un applauso agli amici cabarettisti e a tutto il progetto Riso Famo Sangue. Grazie ancora di cuore a tutti quelli che da oggi diventano donatori Avis. Vai con i cani e porci o porci e cani? Esatto. Che accoglienza! Grazie. No, sei cretino! No, sei cretino, non è venuto Pino! Ma come non l'hai saputo? No. Ma Pino è morto! Ma come Pino è morto? E di cosa è morto Pino? Diabete! Aspetta, ci vuole un attimo. Spiegatemela intanto, chi l'ha capita? E quando è successo? A Natale! No. E com'è andata? A Natale Pino faceva l'albero! Fa sempre così il Pino Natale. A un certo punto ha messo le lucine, poi? ha attaccato la spina, Poi? si è spento! E poi? Si è acceso! E poi? Si è spento! E i medici cosa hanno fatto? Gli hanno staccato la spina! Ma che c'è? La mia amica Simona Ventura, Simona! Ma pensa a te l'avventura, oh! Ma te conosci anche Simona Ventura? Sì, ma pensa che è l'ultimo anno che faceva l'Isola dei Famosi, mi ha invitato al capodanno che hanno fatto. Ah, ma va? Sì, poi io però non ci sono andato. E perché? Perché ho scoperto, mi aveva messo al tavolo con Aldo Busi, Malgioglio, Cecchi Paone e Luxuria. E allora? A mezzanotte, fallo te il trenino! All'Endinaro anche se c'è l'amore in aperta campagna, nei prati, nei fossi. È vero signore, in campagna, nei fossi. Cantorella. Una volta l'amore si faceva sull'erba, adesso l'erba la fumano. Poi con un problema a fare anche l'amore, altro che valle. Mio nonno faceva il contadino e mio nonno quando andava al campo nel terreno ci mettendo le riviste pornografiche per avere grano duro. Ma che è importante, è importante. Grano duro, la pannocchia, è importante. Buonasera. Ti porto a Parigi che apprezzano di più. A Parigi? Sì. E come si ci va? A piedi, tanto è là. Parigi. Bonjour, je m'attends. Bonjour, je m'attends. Bonjour. Bonjour. Ma che è sta cosa? La Francia. Italo, questa è la più facile che abbiamo, se no lascia stare. Ti porto in Brasile. In Brasile? Sì. E come si ci va? A piedi, tanto è là. Sai da minha frente que quero passar. Oh, guarda chi c'è? Chi c'è? Italo. Italo. Pazzesco. Ovunque lo incontriamo. Bella sta discoteca. Bella, proprio una cosa fantastica. Se posso dire la mia, un po' caro l'ingresso però. Un po' caro. 180 euro per entrare mi sembra una ladrata.
Ma come si chiama sta discoteca? Equitalia. Salve, come va? Ciao. Che macchina avete comprato? La Touran, bellissima. Qui da Ronconi, perché fa rima con Giapponi. Oh, Pierluigi. Eccolo qua. Ciao caro. Ciao. Sei sempre con noi. Lui sorride da solo.